Allora, ragazzi, benvenuti. La facciamo live perché le cose poi cambiano ogni 5 minuti e la questione è molto complicata e non ne usciamo. Magari parlandone insieme riusciamo a fare delle cose. Ma nel frattempo che voi vi collegate, io preparo perché giustamente ho visto che da poco è uscita una nuova comunicazione ufficiale. Allora, il primo comunicato che è stato è questo qua, chiaramente, che tutti quanti sapete, la società comunica con riferimento ai comportamenti, insomma, io voglio uno che se ne so aiuta a casa. La squadra procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competenza. Praticamente multe a tutto spiano, denunce a seconda di quelli che stanno scritti nei contratti, perché è chiaro che in un contratto, specialmente di un Chiavelli, di un De Laurentiis, ci saranno tutte clausole. Voi dovete fare quello che dico io, se non rispettate la società ci sono queste multe, sicuramente sono previste queste cose qua. Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine all'effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all'allenatore della stessa Carlo Ancelotti. E qui c'è il primo scarico di responsabilità che non è chiaro perché che vuol dire tu società hai deciso di fare il ritiro. Ancelotti pubblicamente su domanda chiara ha detto non sono d'accordo con il ritiro. Non puoi adesso dire quanto dura il ritiro lo decide Carlo Ancelotti. Se lo doveva decidere Carlo Ancelotti il ritiro durava 0 giorni perché lui ha detto che non era d'accordo. Quindi tu adesso a posteriori dici che la squadra sta in ritiro ma decide Ancelotti, quindi stai scaricando la responsabilità. Inoltre Consumete avete determinato il silenzio stampa, ed è chiaro, perché poi qua vai nelle scazzette, nelle problematiche e non vuoi rispondere con la stampa. Malissimo. E qui poi entriamo pure nel discorso Ancelotti. Comunque poi c'è il secondo comunicato. Boh, nel frattempo fatemi pure vedere se qualcuno di voi è online che sta scrivendo delle cose, io devo capire perché qua siamo tutti in diretta, siamo tutti a volo. Eccoci qua. Allora, vedete tutto in diretta quello che succede. Situazione assurda. Ciao Daniele, ciao Gaetano. Salvatore Brancaccio, Vale, ma sta succedendo un bordello. Secondo te a pagare le colpe sarà Ancelotti? E mo ne parliamo perché qua la situazione è molto delicata. Metto le vostre. Vedete, voi vedete tutto, io vi faccio vedere tutta la situazione. Ok, rientriamo nella situazione qua. E seconda la situazione si sta aggravando perché la squadra è in ritiro perché ha detto che Ancelotti non si capisce. Non si capisce. Jacobacci, Carlito, l'impressione che questa storia l'abbiano concordata società e Ancelotti per fargli fare da parafulmine. Ma Carlito non capisco, cioè Ancelotti si fa fare fesso. Cioè, concordata società per fargli fare da parafulmine per difendere i giocatori, dici tu. Ciao Adriano. Allora, mo abbiamo parlato del primo comunicato. Il secondo comunicato è il solito De Laurentiis che dice che praticamente con riferimento alle notizie apprese negli ultimi giorni la società rileva con sorpresa il solito sarcasmo del cazzo come alcuni organi di stampa lo abbiano qualificato ritiro punitivo. Il presidente ha detto che era un ritiro costruttivo e non punitivo. Vabbè, ma queste sono chiacchiere. La cosa fondamentale è che è un ritiro, quindi vuol dire che qualcosa non sta andando bene. Va bene il ritiro costruttivo, io sono pure d'accordo a ricompartarci, eccetera, eccetera, ma non vi... Tu società che fai un comunicato per sottolineare che i giornali stanno parlando così, stai perdendo tempo. Tu mi devi spiegare, devi fare chiarezza, così non stai chiarendo niente. Un ritiro è espressione della complessa modalità di allenamento, che non significa niente in italiano. Espressione della complessa modalità di allenamento. Non significa niente. Destinato a far ritrovare al gruppo dei calciatori la concentrazione e le necessarie motivazioni alla vigilia di due gare importanti. Allora, se tu hai bisogno di un ritiro per far ritrovare la concentrazione e le motivazioni alla squadra, stiamo inguaiatissimissimi. Stiamo proprio malmessi perché vuol dire che
c'è qualcosa che non va, perché una squadra di calcio che è ben pagata, con un grande allenatore, con grandi giocatori, non può aver bisogno di un ritiro per trovare le motivazioni e la concentrazione necessaria. Ora però uno può pure allargare e dire le cose non stanno andando bene, dobbiamo fare gruppo, ricompattarci per sistemare e va benissimo, ma mi dovete spiegare delle cose, ci sono delle cose che non sono chiare. Ancelotti che se ne va e non fa la conferenza stampa, a me questo interessa, io questo voglio capire, perché se Ancelotti ha detto in primis non sono d'accordo, dopodiché si va in campo e tu che fai? Poi te ne vai e torni a Castelvolturno mentre i giocatori se ne vanno a casa. Cioè ammutinamento della squadra, ma Ancelotti continua a fare quello che ha detto De Laurentiis professionalmente, però non va in conferenza. E allora andiamo nella difficoltà del capire cosa cazzo sta succedendo. Allora, torniamo alle vostre frasi. Sarà questione di tempo e poi se ne andrà. Sì, Carli, ma questo sono tutti gli allenatori che sanno che poi se ne vanno. Perché hanno dato la colpa ai giocatori? Sei molto competente, grazie Gaetano. Sta stronzata non ha alcun senso. Infatti, questo è il secondo comunicato, state dicendo voi. Daniele Ventrella, la squadra doveva rispettare la decisione della società e secondo me Ancelotti ha sbagliato a dire che era contrario, ma si è reso conto o no dell'atteggiamento che hanno in campo? Allora, Daniele, molto importante questa chiave di lettura e sono d'accordissimo, nel senso che tu puoi anche non essere d'accordo, ok? Però, come ha detto Ancelotti ha detto io non sono d'accordo, però si va in ritiro. Cioè, è una cosa che, se volete sapere la mia opinione, io non sono d'accordo con questa cosa qua, però si va in ritiro e si fa quello che si deve fare. Secondo me, Massimo Strinso, vabbè, a dopo. Ti ringrazio. Ciao Andrea, ci sono giocatori che aspettano rinnovi all'allargamento, guarda caso. Però tu che poi ti metti a tuzzo con la società, che cosa ti aspetti? Che De Laurentiis improvvisamente fa il rinnovo a Cagliacon, fa un rinnovo miliardario a Mertens dopo quello che è successo? Voi giocatori state dando ragione al pappone, che questo gruppo è oramai sfinito, sfiancato, non ha più le motivazioni necessarie, non riesce a superare le difficoltà che poi sono in campo, fondamentalmente, che possono essere motivate da un fatto mentale, eccetera, eccetera, ma alla fine tu in campo devi dimostrarmi. E purtroppo, nonostante le tante occasioni create, il che scagionerebbe un po' Ancelotti, ok? Per quanto riguarda la partita di ieri, perché quando crei vuol dire che l'allenatore ha fatto bene, ma in campo io ho visto comunque poca roba, ho visto una reazione nel secondo tempo, ma comunque poca roba, comunque ho avuto paura del Salisburgo, e se ho la sensazione di aver avuto paura vuol dire che non va bene, vuol dire che non siamo stati compatti, vuol dire che Koulibaly è impazzito, e lì io sono quasi curioso di analizzare quella cosa un pochino più nel dettaglio, e adesso vi spiego perché. Marco Salvi, hello, come stai? Manuel, siamo nella cacca. Luca Cerullo, c'è un video in cui si vede a fine partita che Meret rifiuta la mano a Insigne. Ah, vedi, questo è interessante, Luca. Giancarlo Pacelli, secondo me questo video avrà una seria ripercussione, comunque sei un grande, ti ringrazio. Antonio Fumarola, sono tifoso della Juve, ti seguo con... immagino con... piacere. Onestamente trovo assurdo che 22 milioni non abbiano le motivazioni. Ma sarà tranquilla me, ma questo non c'è proprio dubbio. Attila, giocatori come controtecnico e presidente. Quelle dichiarazioni su Mertens e Cagliacone hanno dato il colpo di grazia ad un gruppo già instabile. Sì, e vabbè, Attila, è chiaro che De Laurentiis ogni volta che può star zitto non lo fa mai e si conferma sempre un tranciante quando apre la bocca e non fa mai il bene, a meno che, io lo dico sempre, a meno che lui non decida di farsi prendere addosso tutte le critiche per difendere la squadra, però quando poi parla contro i giocatori e non stai difendendo, ma comunque li stai mandando nello sgabuzzino mentale, perché non ci siamo. Comunque è importante questa cosa qua, che mi diceva chi era? Luca, c'è un ok, questo è importante, siamo tutti uniti, cioè se i senatori hanno deciso e gli nuovi sono andati a
a ruota, e allora è diverso. E io voglio analizzare la situazione di Koulibaly, perché non è possibile, ragazzi. C'è un giocatore che c'hai l'avversario che sta andando verso la linea di fondo e tu non hai tempo di fare la scivolata e lo devi solamente accompagnare. A me è sembrato proprio una... Al di là dell'errore tecnico inconcepibile, perché tu sei in ritardo, solo rigore potevi fare. Ah, ti andava bene, potevi prendere pallone giocatore e magari facevi un calcio d'angolo, ma è stata una decisione inconcepibile e mi sa, ho visto dalla faccia, mi sa quasi di decisione consapevole. Non dico che l'ha fatta apposta, che sarebbe assurdo, però quasi come a dire... Mi ha dato l'impressione di una cosa scollata dal resto del gruppo, cioè una decisione individuale. Adesso provo a risolvere e se non la risolvo non me ne fotto proprio. Mi ha dato questa sensazione qua, perché anche dopo il fatto di non esultare con Lozano al gol del pareggio, io non credo che sono tutti... Mo mi dite questo fatto di Meret, non credo che sono tutti convinti di questa cosa e che siano tutti con Ancelotti. Perché poi Insigne nelle dichiarazioni dice che Ancelotti gli sta dando tanto ai giocatori e devono fare quello che dice lui. Non lo so, è un poco complicata. Comunque ho notato che da Insigne capitano, da quando Insigne è capitano, la squadra è poco umile, proprio il capitano non ha rispetto, a differenza di quando c'era Amir, era umile e pedalava. Sì, purtroppo credo di sì. Invece vuoi vedere, aveva ragione con quelle dichiarazioni su Mertens e Cagliaron, cioè dopo che stanno facendo stu poco non ci metto la mano sul fuoco che il pappone non abbia ragione. Sì, ma ne parliamo di questo. Le dichiarazioni sul contratto ancora firmato da Gasperini secondo me hanno dato un campanello ad Ancelotti. No, vabbè, ma là era una dichiarazione di di stima nei confronti di Gasperini, non penso che era contro Ancelotti. 11 punti già sotto a novembre ci mettono fuori dai giochi. Non pensi, al di là della tiritera, che questo ritiro servire a qualcosa? I senatori che si oppongono, che ne pensi? Lozano da ala sta facendo una grande involuzione. Sì, vabbè, ma non sta giocando ala, capisci? Sta giocando centrale. Quello è il problema. Il carattere gli è venuto fuori adesso per fare il ritiro, non esiste, qualcosa non va, è evidente. Ciao Vale, Filippo, ok. Sì, ragazzi, allora la situazione è complicata proprio per questo, perché io non ho capito se la squadra è tutta unita contro la società, se alcuni sono contro Ancelotti e alcuni sono pro Ancelotti. La verità è che non ci stanno dimostrando sul campo, perché la partita della Roma, quella è importante, perché fino all'Atalanta le cose tatticamente e tecnicamente non andavano bene, però ci sono le attenuanti di rigori non dati, di arbitraggi assurdi. Va bene, ci mancano 5-6 punti, anche di più. Va bene, io non voglio dare l'alibi ai giocatori, perché i giocatori devono giocare meglio, però ci mancano i punti, questo è innegabile, non me lo sentirete mai non dire, perché purtroppo è così. Ma con la Roma, tu dopo gli schiaffi che hai avuto con l'Atalanta, quella partita è finita, adesso mi devi dimostrare che giochi, dato che il VAR funzionerà benissimo dopo la sfuriata di ADL. Col VAR acceso devi giocare e devi dimostrarmi che te la giochi con la Roma a tutta forza, e invece proprio molli, proprio non reattivi, non bene. La Roma ci ha dominato all'inizio, abbiamo avuto la reazione, allora ce l'hai nelle tue corde la possibilità di mettere alle corde la Roma. Non è che sono più forti e tu subisci, si gioca a pallone, no, hai avuto la possibilità, li hai messo alle corde, non hai segnato, ma devi continuare. Se poi rientri nel secondo tempo dopo di essere andato negli spogliatoi così male, la responsabilità è di giocatori ed Ancelotti. In questo, per quanto riguarda la mentalità, l'approccio, il riuscire a dare in campo, se sta scappando il giocatore tu lo devi rincorrere, che siano o non siano le tue caratteristiche, caro Zielinski, devi rincorrere il giocatore finché non va a terra. Non lo posso sopportare. Questo è. Non ci sta capendo niente. E Luigi, ma è così, non si capisce niente. Alcuni sono contro la società ed è possibile. Non sono chiare le parti in gioco, questi sconti, partiamo da questo. È vero. Atlanta City 0-1.
Il New York City sta giocando, io poi seguo poco, il calcio qua fa un po' ridere. Secondo me, come ha detto Ancelotti, la squadra pecca a livello psicologico nel controllare le partite. La fase di impostazione della partita che ancora devi impostare bene. Sì, Gaetà, però se la squadra pecca a livello psicologico, tu a questi giocatori devi dare delle indicazioni più semplici e più chiare, perché abbiamo capito che le letture individuali, i giocatori una volta la indovinano e una volta no. E parliamo dei giocatori più forti, cioè Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, cioè i giocatori più forti. Koulibaly sta giocando malissimo, purtroppo, sta facendo letture sbagliate. Fabian Ruiz, l'ultima partita con Salisburgo, ha giocato maluccio e sono i giocatori più forti. Allora se i più forti non riescono ad avere letture di continuità, devi dargli modo di giocare molto più semplice. E il lancio lungo a pescare Lozano non va buono, non funziona, perdi palla. Non c'è niente da fare. Ah, ok. Stavi parlando di Atalanta, Manchester City, no Atlanta, New York City, perché poi poteva essere quello, vabbè. Il Real 2-0, sì, ma io non li seguo proprio, voglio capire il Napoli. Piazza troppo complicata per un allenatore sopravvalutato come Ancelotti, fatto venire per far dimenticare Sarri. Sì, ma non solo per far dimenticare Sarri, Pietro, perché sì, era l'unico nome che poteva calmare la piazza al momento, però è pure stato pagato 6 milioni e mezzo all'anno. Cioè, è costoso non far parlare la piazza per uno come De Laurentiis, che di solito della risposta della piazza non se ne frega proprio. Secondo me De Laurentiis con la scelta di Ancelotti voleva fare quella cosa. Adesso mi infilo nel palazzo con un uomo che ne capisce, che ha esperienza di vittoria, che più dentro Sky fanno le interviste lo chiamano Carlo, tutte queste cose qua, sottovalutando che comunque sempre a Napoli stai, e se non hai quel potere politico all'interno di chi muove i fili, puoi avere Ancelotti, puoi avere anche Del Piero allenatore, non basta, perché poi devi spostare tutta un'altra serie di cose. Se tu vedi i vari, cioè Mazzoleni che dice pubblicamente i giocatori mi erano simpatici tutti tranne Hamsik non lo sopportavo, roba incredibile. Rocchi che risponde a Insigne stati zitto tu che hai fatto più errori di me. Ma che risposte sono? Ma dove si è mai visto che un arbitro risponde a un giocatore in questo modo? E perché sempre con noi? Perché? Spiegatemi, quando invece Bonucci contro l'arbitro l'ultima partita stiveranno nata capata a mocca. Un'altra capata, Bonucci. Sembra il solito derby col Torino che rubano sistematicamente da 5-6 anni. Rubano il derby peggio di tutti e due. Andate e ritorno, li rubano proprio senza proprio. Andate a rivedere i video vecchi, tutti rubati, tutti. E nessuno fa niente. E quando succede la cosa, tutte le televisioni giustificano e gli arbitri non si muovono proprio. Succede il fatto di Mertens invece. Nicchi che scende in campo, le cose. 3 rigori non dati con l'Atalanta, nessuna hit, niente. Nessun arbitro è stato fermato. Allora questo ci deve far riflettere sul fatto che noi a questo tavolo non ci possiamo sedere. Noi abbiamo fatto oltre il miracolo nell'epoca di Sarri, perché tutto è andato bene, perché i giocatori nel miglior momento di forma della loro carriera, il patto scudetto, fortuna, bravura, bel gioco e sorpresa, perché era la prima volta che si faceva. Siamo arrivati lì che abbiamo costretto a fare le schifezze alla luce del sole. È finita. Era finita, e invece di sederci al tavolo vogliamo Icardi, vogliamo James Rodriguez, dovevamo fare via quello, ricominciare da un De Zerbi, da un Giampaolo, da un altro che... O forse devi fare l'alternanza come facesti con Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, e mo dobbiamo fare di nuovo il tornare indietro a un allenatore di campo, perché altrimenti non ne usciamo più. Non siamo in grado di stare là sopra, questa è la verità. Allora, anche l'insicurezza deve avere un ruolo diverso. Ah no, Gianfranco, su questo io lo ripeterò tutte le... Non va bene, perché non sono giocatori in grado di fare più ruoli. Devono averne uno e devono studiarselo, sono d'accordissimo su questa cosa qua. Perché poi si girano e dicono, aspetta, ma questo mo è mancino o è destro? Su dove la devo dare? Sono d'accordissimo. Non sono top player. Ciao Gennaro, contento per Lozano. Anche io. Magari mo pure lui prende un po' di spinta, però come al solito giocherà la prossima per sfruttare il fatto che mo sta magari
in forma perché è pure contento, non si sa. Giocherà a punto centrale, giocherà esterno, non si sa. Buonasera caro, ma dici sia il caso di chiamare in causa Maradona? Ah, Benci! Secondo me è l'unico, lo sai? Forse dovremmo chiamarlo, se riesci a contattarlo, perché voi non sapete, voi del canale, ma Francesco Bencivenga è l'unico in grado di contattare Diego e di fargli fare dei comunicati rivolti a tutti i tifosi. È probabilmente l'unica soluzione, Benci. Vedi quello che devi fare. Nuovo corso alla Benitez, esatto Carlito. Io comunque non ricordo una squadra di Ancelotti che non fosse forte in difesa, che prendesse sempre gol ogni partita. Che non fosse forte nel senso che erano scarsi o che erano forti in difesa? Ripetimi. Però sulla questione arbitro la società non ha proseguito l'azione contro il cosiddetto Palazzo. Marco, ma perché l'hanno fatto adesso? Perché era troppo evidente e De Laurentiis era al San Paolo, però poi devi continuare e devi essere serio nella cosa. Non solo quando ti toccano il piazzamento Champions, capito quello che dico io? Perché mi è sembrata una reazione alla... mo siamo settimi. Secondi o terzi, se ci rubano le partite arriviamo sempre, ma mo siamo settimi, dovete rispettarci, fondamentalmente. Secondo te come reagirà Ancelotti dopo la mutiny? Da questo si capirà qualcosa. Esatto, Daniele, questo mo è il problema, è capire perché Ancelotti non ha parlato in conferenza stampa, perché non sapeva manchi che la da ricevere. E si è dimostrato nervoso ultimamente rispetto alle domande dei giornalisti. Il caso Gulam, adesso pure Mario Rui si è fatto malanata a voto, cioè spiegatemi. Io voglio sapere, io voglio che i giocatori parlino, che l'allenatore parli. Antonio Fumura, comunque il Napoli secondo me quest'anno è un po' sfortunato, credo che Ancelotti sarà l'unico a pagare le conseguenze. Che siamo sfortunati non c'è dubbio. 14 pali in 15 partite non sono una cosa normale. Non c'è proprio dubbio. Tiene pure il culo lo Starube, ha vinto anche stasera all'ultimo al 93esimo. Non avevo dubbi, caro Luca Cerulli, fammi vedere, ma giusto per sfizio perché io non li seguo, ma che non c'è dubbio. Un'altra volta 2-1, ma giocatevi il 2-1 della Juve e vincete una cosa di soldi. Douglas Costa al 93esimo. Oglio, è roba da non credere, È roba da non credere. Uno poi vuole vedere certe cose. Vorrei vedere le azioni, le cose, ma non ha importanza. Tengono un culo sfondato. È incredibile. Magari poi hanno dominato, la meritavano, non lo so. Incredibile. L'Atalanta sta perdendo, come mi avete detto, vabbè. Ma non ci interessa proprio perché... A proposito di Champions League, non diciamo che abbiamo quasi passato il turno, ho sentito Paolo Del Cedi, ho sentito alcuni tifosi quasi fatti, oh cazzo che cacate, ricordate sempre, l'anno scorso le dichiarazioni di Ancelotti sarebbe da coglioni non passare il girone, e da coglioni potremmo non passare quest'anno, perché facciamo conto che Anfield è persa, tu devi fare 3 punti col Genk, e li devi fare. E in una situazione di normalità io avrei la tensione che è una finale dentro o fuori. In una situazione di non normalità come adesso, è una situazione gravissima dove il Genk stava quasi pareggiando al Liverpool e noi con loro a casa loro abbiamo fatto 0-0. Non abbiamo superato proprio niente. Tant'è vero che secondo me questo discorso lo hanno fatto anche quelli del Salisburgo, che non hanno più attaccato e hanno preferito venirsi a prendere il punto. Pensateci bene, non abbiamo fatto proprio niente proprio finora. Marat, se vuole fare un corso alla Benitez ci sta riuscendo, a differenza che però Benitez ha vinto qualcosa. Esatto. Mamma mia, siete in tanti, ma cerco di leggere tutti. Infatti, le dichiarazioni di questo voglio sapere il tuo parere. Non ho mai sentito un arbitro parlare in questa maniera di un giocatore. No, una roba lui proprio che... E poi nessuno ne parla, capisci? Nessuno si indigna. A me questo parliamo solo in un goppa YouTube e non serve a niente. A meno di miracoli, non credi si smonterà probabilmente tutto tra Koulibaly, Ruiz, eccetera, via, oltre a Ancelotti? Vedesti bene uno più guerrigliero e urlatore come Gasperini? Allora, non amo Gasperini come persona. Come allenatore non l'ho mai analizzato per bene. Certo, ha un'idea precisa e quindi mi piace il fatto che l'allenatore abbia un'idea. Urlatore o non urlatore, questo non lo so, non mi piace come persona, però vedi, anche gli urlatori, c'è Conte,
Io già me li sentivo le cose. Vedete una partita come quella, l'Inter non l'avrebbe mai persa perché Conte striglia i suoi giocatori e i giocatori sono sempre concentrati sul pezzo. So perde. 2-0, rimontati 3-2 col Borussia. Quindi che si sia urlatori o meno non ti fa vincere tutte le partite, capito? Che tu dici l'importante è avere la grinta. No, devi avere un'idea di gioco, devi avere i giocatori adatti. Alla fine Conte ha mandato via lui in accordo con la società Perisic, Nangolan, Icardi e più di quello che hanno comprato, ma che dovevano comprare. Improvvisamente Mosi oh mamma mia, stavo facendo cadere il microfono. Grandi proteste contro la società perché voleva più centrocampi. Faccio cazzo, senza Barella, Vesino, Brozovic e quando ne vuoi più. Noi siamo corti a centrocampo, no tu. Quelli sono ma Conte proprio ma se prendessimo De Zerbi, io De Zerbi lo sponsorizzo, ragazzi. Lo sponsorizzo perché voglio un allenatore che abbia voglia, un'idea, che sia fresco, che abbia come si dice, anche quella motivazione di stupire, di fare delle cose. Per me va bene. Per me serve che, capito, si faccia gruppo con giocatori e allenatore. E non ce lo possiamo permettere l'allenatore di grido. Non siamo in grado. Serve uno che insegna calcio. Va bene pure Del Zerbi per me. Anche se preferirei uno alla Sarri che non sia Sarri, perché Sarri è un nome e merda. Preferirei uno che ha più esperienza di campo di De Zerbi, perché Sarri anni e anni sui campi. Intanto io, vabbè, la fortuna conta. Sì, Giancarlo, ma sono d'accordissimo. Il problema è il Barbagianno. Mazzarri scappa via, Higuain scappa via, eccetera, eccetera. Sì, su Higuain, vabbè, sono quasi tutti accomunabili le cose. Però la realtà è un'altra, è che tu più di tanto non puoi fare qua. E se ne accorgono tutti. Un po' per gli arbitri, un po' per le possibilità, un po' per De Laurentiis. Ma proprio senza problemi, le mettiamo tutte sulla. Allora Mazzarri sapeva di non poter fare di più. Sarri se n'è andato per lo stesso motivo, sapeva che non poteva fare di più. Higuain se n'è andato perché l'ha chiamato la Juventus e ha detto io voglio vincere qualche scudetto. E sapeva che andando là tranquillamente. E poi se ne è accorto, è andato al Milan. Non è il caso, è meglio che torna alla Juventus. Ci sono persone che fanno le loro scelte per una questione di convenienza economica e di carriera e altri che hanno paura poi del giudizio e Mazzarri e Sarri sono di questi qua che avevano paura, avevano lasciato un buon ricordo, secondi posti e più di questo non si può fare, un po' perché te lo impediscono, un po' perché con ADL non hai la garanzia che la squadra viene migliorata perché c'erano sempre le clausole rescissorie. Un Higuain se ne va e tu non lo puoi fermare. La situazione è un pochino cambiata perché adesso vedo che il Napoli sta trattenendo i campioni, quindi però non è detto che poi sia la scelta migliore perché questi campioni si stanno logorando qua. Perché lottano, a un certo punto si stancano, si scontrano contro arbitraggi che non esistono sulla faccia della terra e si sfiancano. E non essendo top player, la mente è quella che poi ti fa muovere le gambe in un certo modo e finisce peggio che quando te li sei venduti. Era meglio venderli, addirittura. Pensate un po'. Passa la voglia, sì, è vero. Vale, Ancelotti non è scemo, la moglie è avvocato. La moglie è avvocato, Ancelotti si guarda i suoi milioni di. No, sì. Ma figuriamoci, ma tutti alla fine si guarderanno i soldi. Perché poi noi ci facciamo il sangue amaro, perdiamo la voce, la saliva, ma i giocatori tornano a casa, tornano in albergo, tornano. E i soldi in da sac, convocati sempre tutti in nazionale, se ne fottono assai. Ancelotti è un allenatore che fa bene con i campioni in squadra, sono d'accordo, non so come. Si saffoca. Il Napoli è storicamente sfortunato in Champions, ci riusciamo sempre all'ultimo. Sì, un po' sfortunato e un po' colpa nostra, perché poi alla fine facciamo grandi imprese con le grandi squadre e perdiamo punti importanti contro le più piccole del girone. Questo è storico nostro. Loro avranno culo, ma noi la porta non la prendiamo mai. Come fai a vincere? Lo so, Dani, lo so, è pure stregata a volte, perché quando vedi il palo che sbatte contro dietro di lui e va fuori, oppure il primo rimpallo, proprio la primissima azione, il pallone che sta entrando, quello prende la schiena del difensore e
Il portiere già è in volo e roba proprio. Ora come ora non facciamo 3 punti manco con la Turris. E infatti pure questo ottimismo non ci sta. Con la sorta che abbiamo a Napoli tipo l'84 0-1 per il gang. Speriamo di no, però non sono tranquillo. Secondo me sto Napoli ci vuole un mental coach, perché sbagliare determinati tiri è un problema mentale più che te. Sì, ma perché poi si incaponiscono sicuramente. Stanno in sfiducia, quindi invece di mettere con calma la palla tirano troppo forte, oppure con rabbia invece di metterla. Ma la stessa cosa sta succedendo a Llorente. Llorente era prima era qualsiasi cosa toccava diventava gol, dopodiché e 5-6 rigori che non run e tu ti metti in terra così, dopodiché cominci a giocare sempre di meno. Anche l'ingresso che ha fatto si è mangiato 2 gol fondamentalmente. Uno è andato di poco vicino e direi sfortuna, ma il secondo, l'incornata, potevi far meglio, caro Llorente. E la stessa cosa succederà tra Milik e Lozano, che Mertens che era in forma, la forma la sta perdendo un po'. Tutte queste cose, poi là io do la colpa a Ancelotti perché il famoso Panariello. Chi gioca oggi? In questo momento c'è una riunione? Non lo so, non credo. Il grande nome in panchina non conta. Ah, quante domande, ragazzi, non riesco a leggerle tutte. Analisi luci, grazie Mario Mallardo. Comunque io credo che la notte dei grandi coltelli è iniziata, vediamo come va a finire tutte le magagne. I Paules capì se è Insigne che ha capitanato questa cosa. Perché io non ce lo vedo Insigne, sinceramente, a decidere nello spogliatoio. Io credo che i vari Allan, Callecon, Mertens sono molto più influenti di Insigne, ma poi questa è una cosa mia. La partita contro il Genoa, sono cacato sotto, Domenico, perché non sappiamo, poi il Genoa è il famoso Genoa di Thiago Motta del 2-7-2. Poi non abbiamo parlato di questa cosa qua, io feci un video che poi ho dovuto cambiare perché poi il Genoa ha tesserato Thiago Motta. Io volevo parlare del famoso 2-7-2 che tutti quanti dicevano, ma come 2 difensori, compreso il portiere, 7 centrocampisti e 2 attaccanti? No, perché Thiago Motta disse lo dovete leggere al contrario: 2 sulla fascia, 7 centrali compreso il portiere e altri 2 sulla fascia. Ma lo disse non perché lui ha intenzione di giocare così, ma lo disse proprio nel senso i numeri non contano. E mi può anche interessare come discorso psicologico sul fatto che i giocatori, la squadra deve essere liquida, ma la stiamo vedendo con Ancelotti. Devi avere sempre gli interpreti, caro mio, perché se no tutta questa liquidità della squadra pigli gol e non lo fai. Se tu dominassi, allora ti dici guarda io sto dominando le partite, prendiamo i pali, siamo solo sfortunati. Ma finché il Napoli non domina come dominava, anche l'anno scorso eravamo più dominatori, sempre con Ancelotti, non dominiamo più, rischiamo parecchio, facciamo errori individuali e la porta non la vediamo, bisogna cambiare qualcosa. Ma è innegabile. Insistere con questi giocatori, con questi schemi, con questi cambiamenti continui non va, non sta dando i risultati. Quindi con umiltà bisogna fare un passo indietro e decidere: ok, Zielinski, fai solo il centrale, sulla fascia ci mettiamo Younes, Insigne e Lozano, basta. Elmas gioca oppure no? Cioè, capite ci sono molti problemi tatticamente, tecnicamente che vanno analizzati. I giocatori fanno lo sciopero. Facci lo sciopero. Ma tu mi dovete dimostrare. Secondo me questo sciopero poteva essere figlio di una vittoria. Io già lo so. Secondo me loro sono andati proprio in freva che non sono riusciti a vincere. Volevano vincere e poi fare la grandeur, la grande sparata di cazzo. Noi ce ne torniamo a casa. Abbiamo fatto il nostro dovere e ce ne torniamo a casa perché il ritiro è una strozzata. Ma non avete vinto, non vi siete qualificati proprio di niente, quindi tornate a fare il cesso a Castelvolturno, che poi vi giocate a computer, giocate a carte, fate il cazzo che volete voi, tenete i miliardi, un paio di giorni senza le famiglie e non succede niente. Non vi mettono le corna le ragazze perché le voci a Napoli girano, quindi non vi preoccupate, non ve le mettono le corna perché le ragazze vostre non rischieranno mai il vitalizio che voi gli garantite a livello economico. Quindi state tranquilli, andate in ritiro,
fate le persone serie, concentratevi e buttate il sangue in campo in qualsiasi posto quel cristiano vi sta schierando, perché alla fine in tutte le confusioni, tutte le cose che Ancelotti ha fatto fino a mo' a giorni alterni hanno funzionato. Ha funzionato il doppio piccolo, ha funzionato la doppia torre, ha funzionato Zielinski, Fabian Ruiz centrale, ha funzionato con Elmas, ha funzionato con le riserve esasperate, ha funzionato con il turnover e ha funzionato quando è confermato, ha funzionato cambiando Ospina hanno funzionato tutte, ma hanno anche non funzionato. Quindi la realtà è questa, è che voi giocatori avete più responsabilità di quello che si può pensare, perché in campo ci dovete andare voi e mi dovete dimostrare che la sfortuna, il palo, eccetera, eccetera, ma buttate il sangue, perché se non buttate il sangue io butto il microfono. Se non buttate il sangue e non vedo quella decisione, quella cosa di preandare su tutti i palloni compatti, scagiono un po' Ancelotti, se non buttate il sangue. Poi si può parlare di altro a livello tecnico, questo poi ne parliamo noi, ma in separata sede. Se noi non possiamo protestare per gli arbitraggi è colpa vostra che non state facendo le prestazioni che ci meritiamo noi. Principe Comorra, ciao Vale, sono Antonio. Vale, Elmas è il vice di Allan, perché non ha fatto giocare negli ultimi giorni? Così da difendere. Esatto, Gaetano. Ma Allan, ma nemmeno negli ultimi giorni. Per me doveva giocare titolare. Fabian Ruiz, fallo riposare. Fai riposare Zielinski. Elmas per me doveva essere titolare ieri. E che poi non sia stato messo alla fine, credo sia il problema del cambio di Mario Rui, che è stato obbligato, e poi alla fine volevi sperare in una spizzata, una tra Milik e Llorente, ma è il solito cambio disperato che tu metti gli attaccanti che hai, cosa che io non sopporto, però a volte ti va bene e diventi l'eroe di giornata e a volte no. 2 partite invece di 6 o 7, Domenico, sono d'accordissimo. Che poi Elmas non capisco perché ieri esattamente. Insigne capitano che non mette 3 palloni in italiano, figurati in inglese. Ah, Alec Bisco, l'ho sempre detto. L'ho sempre detto, un capitano che poi in Champions deve parlare con l'arbitro. Mamma mia. Malissimo, malissimo. Gianluca Signore, uè Gianlu, io vedo una squadra meno grindosa. Questo è dialetto, dialetto casertano. Più sciatta. Ci voleva l'Ariete. Sì, ci voleva l'Ariete, ma uno alla volta per me. Sì, Gianlu, ti ripeto, c'è un po' di tutto. Si parte da un fatto di Ancelotti che ha sopravvalutato questi giocatori, li mette a cazzo in campo sperando che loro siano in grado di risolvere delle situazioni autonomamente. I giocatori non ci riescono, vanno in sfiducia e invece di provare in maniera più convinta ancora di più, si rilassano un poco e dicono vabbè, anche questa non è andata, vediamo alla prossima. Mi sa che questo è il problema. Ancelotti ha dato 10 e lode a Giuntoli, non al mercato, non facciamoci influenzare dalla cattiva informazione. Ancelotti non ha dato 10 e lode al mercato. Ancelotti ha dato 10 e lode a Giuntoli come persona, come professionista. Poi si è dichiarato soddisfatto del mercato, ricordate, saremo soddisfatti o soddisfattissimi. Io credo che soddisfattissimi non sia avverato, perché forse lui aspettava ancora James fino alla fine per fare un trequartista che probabilmente avrebbe risolto più cose. Perché? Perché è uno che ha le letture, James. È uno che si piglia il pallone e decide se deve saltare l'uomo, se deve cambiare il gioco. Questo è, parliamone proprio chiaramente. Se tu vuoi James a tutti i costi è perché vuoi fare meno una tattica e più una cosa di letture individuali. Parliamoci chiaramente. Io sono, purtroppo, Ancelotti, io ho sempre sospeso il giudizio fino al gennaio prossimo perché voglio vedere pure il prossimo mercato, ma non mi è piaciuto. Purtroppo non mi è piaciuto. Non è che non c'ha da piacere per forza. Si rispetta la carriera che ha fatto, perché non è solo fortuna quando vinci così tanto. Vuol dire che sai gestire i campioni bene, sai come metterli in campo quando sono campioni. Ma a Napoli non si può fare. Non hai retto la pressione, ti fanno una domanda su Golam e tu dici questo vuoi fare polemica, non va bene, non ce l'hai, hai fallito probabilmente la tua esperienza napoletana, non va buono. Veretù o Pulgar? Sì, Chiariello lo dice sempre, sicuramente sono due,
Gaetà, sono due che non spostano gli equilibri Veretout o Pulgar. Però se tu li fai giocare sempre e bene nel loro ruolo, possono rendere come hanno reso un Jorginho, come rendeva Allan mezzala destra, come rendeva Zielinski mezzala sinistra. Tutte queste cose qua, giocatori messi nella loro cosa, altrimenti un Veretout o un Bulgar in questo sistema di gioco comunque sarebbero stati alternati fino all'inverosimile e avrebbero fatto la fine di Elmas, di Zielinski e di Fabian Ruiz. Probabilmente sono più centrali, puri, e quindi potevano avere un impatto migliore, però ciao Valerio, sono Gaetano. Tu lo prenderesti Ibrahimovic? Io pure con una gamba. Allora, Ibrahimovic è a fine carriera, Gaetano. Io lo prenderei per metterlo nello spogliatoio e far fare cazziate a tutti i giocatori che vanno in campo. Ma credo che in campo Ibrahimovic in Serie A, in Europa League, in Champions League non può fare più la differenza fisicamente. Perché in America fa la differenza una ogni 3 partite. E stiamo parlando in America dove probabilmente se mi impegno, se faccio un po' di dieta, potessi giocare pure io. Ma al di là degli scherzi, purtroppo Ibrahimovic, credo, bontà sua, è stato il migliore di tutti come punta centrale fino a qualche anno fa. Adesso non farebbe la differenza. Lo puoi fare entrare negli ultimi 15 minuti per far spaventare un pochino le cose, ma poi una palla la deve mettere dentro. È statico, non è veloce. No. No, perché poi a Ibrahimovic gli devi dare 15 milioni all'anno e lo devi far giocare titolare, altrimenti spacca tutto uno spogliatoio già distrutto come il nostro. Purtroppo non si può fare. Servirebbe altro. Pensi che debbano essere fatti movimenti di mercato già a gennaio? Se sì, possibilmente quali? Filippo De Paulis. Bisogna capire se si vuole insistere con questa formazione col 4-4-2 liquido, fluido. Se si vuole insistere con questa formazione, diamo un altro centrocampista centrale, che sia centrale ad Ancelotti, e smistiamo gli altri sugli esterni. Cioè ma deve essere una scelta, capito, condivisa, altrimenti noi a livello di numero va anche bene perché ce li abbiamo, ma non sono in grado di fare tutti i ruoli come Ancelotti vuole. Allora, se tu vuoi insistere con questa cosa, ti servono giocatori più specifici nel ruolo che siano in grado di farlo. E non lo so. A fine gara ci sono state tensioni fra nostri. Meret non ha dato la mano a Insigne. Salvatore, me l'avete detto questa cosa? È grave, è gravissimo. Vuol dire che probabilmente il gruppo non è tutto unito in questo ammutinamento. Se ne avevano già parlato e Insigne aveva deciso per questa cosa qua, e probabilmente Meret, che è nuovo del gruppo, se non è d'accordo, è importante questo fatto. È proprio importantissimo cercare di capire questa cosa qua. Se ci pensi, non avevano nemmeno senso i cambi di Milik, che sono entrati all'80°, il resto della squadra ormai stanca. Sì, Giancarlo, sono d'accordo, l'ho pensato anche io questa cosa qua. Le due torri tutte insieme e poi non avevi la forza di arrivare al cross pulito, perché Cagliacone aveva buttato il sangue, Insigne aveva buttato il sangue, cioè entrambe le fasce erano oramai esauste. Vedi un Lozano poco considerato dalla squadra, lasciato solo. Non lo so, se magari non si è inserito. È l'unico messicano, magari gli altri sudamericani dovrebbero aiutare. Allan, non lo so. Però Lozano poteva avere un po' di depressione perché impegnato poco e male. Però l'impatto era stato buono con la Juve. Adesso il gol comunque è straordinario, un grande gol, e magari mentalmente si è sbloccato. Io credo che i giocatori sono tutti troppo nervosi, sono tutti non sereni, e quindi non si è creato il capannello nell'esultanza. Ma evidentemente perché già stavano pensando al dopogara. Capite perché è grave che dei professionisti avevano probabilmente già mentalizzato questo colpo di stato, e quindi stesso in campo tu poi non puoi dare il 100% se già stai pensando a quello che devi fare. È proprio male.
Hanno anche sottovalutato, Vali, penso, aspetta, che questo casino c'è all'interno può essere la svolta per noi, dico che siamo a terra alla strada in salita. Se ne va Carlo, se se ne va Carlo chi viene? Principe, Antonio, Gaetano, non mi ricordo. Non lo so, non ci sono, io sto sentendo Spalletti, vabbè, ma fanno i soliti nomi di quelli che sono disponibili, ma non ci voglio proprio pensare. Ancelotti deve finire il secondo anno, deve prendersi le sue responsabilità e deve portarci in Champions. Poi se ne parli. No, 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 Kurai Ono, no, per me deve finire lui e deve trovare il modo lui di uscirsene. Perché se se ne va adesso, secondo me nessuno è in grado di farci risalire, perché dovresti avere un nome talmente importante che poi i giocatori ti seguono. Altrimenti se prendi un traghettatore qualsiasi, un Ranieri per fare un esempio, mo lo so che Ranieri non è disponibile, ma un Ranieri come ha traghettato la Roma, i giocatori lo guardano e dicono sì, vabbè, ma tu chi sì? Invece un nome come quello di Ancelotti ha fatto sì che almeno il primo anno i giocatori fossero fammi sentire questo che idea ha. Servirebbe un nome importante per traghettare e non credo che ce ne siano disponibili a meno che non fai un progetto che lo cominci già da mo', cioè affidi la squadra a Spalletti e gli dai un contratto lungo, per dire. Ma è troppo complicato. È troppo complicato. Lui vorrebbe le sue dimissioni. Vale, che pensi di Spalletti? Sì, stavo dicendo di Spalletti. Allegri non lo nominare proprio, Gianluca, per favore, no. Perché poi si scoprirebbe che se viene Allegri al Napoli, che Sky non lo difende più Allegri perché non fa parte più di quelli là, e quindi si scoprirebbe, ma come gioca male il Napoli, direbbero tranquillamente. Quindi Allegri no. Mourinho, sì, ma capito Mourinho quanto costa? Mourinho costa più di Ancelotti e allena di meno, perché Mourinho è un altro che sì, col Porto va bene, ma poi ha avuto grandi campioni e mica sempre ha funzionato. Lo Special One di sta cippa, se mi consentite. Mourinho ha vinto quando i giocatori si sono messi a disposizione, il famoso Eto'o terzino, ce lo ricordiamo. Poi è andato a Manchester United e ha fatto un po' ridere. Quindi non credo che Mourinho potrebbe... Ma poi stiamo parlando io di giocatori. Wenger. Isco al Napoli più 70 milioni dal Real. Non ho capito, Gaetano, che stai facendo? Cioè, chi ti stai vendendo per Isco al Napoli? Che certo non ci potremmo pigliare così. Ci vuole il portafoglio a Mandic. Esatto. Lozano esterno inutidente, sì. Ancelotti gioca male, non vince, non ha capito che sta allenando il Reale, teniamo a Lewandowski. Esatto, non teniamo a quei giocatori là. Solo sperare in San Giampaolo come Sarri bis. Io credo di sì. Penso che il finto ridimensionamento potrebbe essere la nostra salvezza, come capitò con Sarri. Cioè che pigliamo uno più e più di campo, i giocatori si mentalizzano, si convincono e fanno di nuovo un patto e ricominciamo dai nuovi. Da Meret, da Di Lorenzo, da Manolas, anche da Luperto, va bene, da Fabian Ruiz, dai nuovi questi qua che devono creare un nuovo gruppo storico. Purtroppo Mertens, per quanto Mertens e Callejon sono gli amori miei, ma se non ne avete più, se purtroppo non riuscite più a fare i miracoli che avete fatto finora, via. Grazie di tutto, via. Insigne, via. Grazie di tutto, via. Milik io ci punterei ancora, però può essere che non basti. Se arriva un'offerta congrua, via. Pigliamo Haaland. Capito? Non ci dobbiamo affezionare più. Koulibaly, via. Ma via, perché se mi stai dimostrando, se sei un giocatore che è in grado di arrivare tra i primi 30 del mondo per il pallone d'oro e poi fai un intervento come quello di ieri sera, vuol dire che mentalmente non ci sei, non sei più in grado di lottare per questa squadra e no, te ne hai, tutti se ne devono andare, basta. Luperto no, sono primo che se ne andare. Io vabbè, su Luperto è uno che deve fare una carriera nell'Udinese, nel Genoa, deve crescere e poi verso i 26-27
te lo riprendi se ha fatto l'esplosione. Purtroppo no. Il Napoli non è in grado di aspettare nessuno al momento, devi essere subito pronto e devi avere il mazzo di fare le prime 4 partite consecutive sempre bene. Se fai qualche cosa che non va, la gente mormora e hanno ragione, perché non possiamo aspettare più. 3-4-3 per sto Napoli mi piace come idea in generale, è molto rischioso, ma il 3-4-3 deve sempre diventare poi un 5-4-1 fondamentalmente, facendo tornare indietro gli esterni di centrocampo e attacco, perché il 3-4-3 alla Zaccheroni puro non lo puoi fare più con questo calcio, ti prendi acqua da tutte le parti. C'ho un po' di problemi di connessione, Sì. Vabbè, ragazzi, siamo a 50 minuti, io vi voglio bene e purtroppo non ne abbiamo parlato, ma non ne usciamo noi. Non abbiamo noi delle soluzioni, l'importante era sfogare. Onestamente Luperto in difesa non è che ha fatto ma infatti, meglio di Koulibaly sta giocando Luperto, lo possiamo dire, sì. Maximo sta giocando meglio di Koulibaly, lo possiamo anche di Manolas, si può dire, sì. Senza proprio problemi. Napoli 0, Genoa 3 e tutti a casa. Addirittura. Va bene, ma possiamo anche mandarli tutti a casa, però vincendo la partita. Io non voglio che il Napoli perda per mandarli tutti a casa. Secondo me il Napoli è ancora troppo radicato sul gioco di Sarri. Bisognerebbe voltare la pagina come uomini, idee, nuovo mister, nuova idea, nuovo progetto. Vittorio Teltri. Sì, però chi? Perché si è provato con Ancelotti con nuove idee, e decisamente nuove idee. Gli uomini mezzi e mezzi, alcuni. Luperto meglio di Van Dijk, certo. 4-3-2-1. Io l'avevo previsto il 4-3-2-1, sinceramente, e in alcuni momenti lo fai anche. Lo puoi fare anche con i giocatori che hai, sinceramente. E l'avevo pensato sinceramente con James e Icardi, quando se ne parlava, con James e Mertens dietro ai Icardi, con James e Milik dietro ai Icardi, ma proprio tranquillamente con i 3 centrocampisti, e non devi per forza avere le fasce, cioè c'hai Di Lorenzo, Mario Rui o Gulam, e potevi tranquillamente mettere poi i 3 centrocampisti con Fabian Ruiz centrale, Zielinski, Fabian Ruiz e Allan mezzala, perché Allan è meglio mezzala che centrale davanti alla difesa. Sentitemi a me. Comunque, vi bacio perché non ho più fiato, devo andare a bere. Vi voglio bene, lasciate un like, non lo so, penso che tutti voi siete già iscritti, siete simpatici sotto questo punto di vista. E ringrazio del supporto. Ricordate che Caffè Napoli 1926 è anche su Facebook, ci sono molti amici, noi siamo una squadra ampissima di tifosi del Napoli che cercano di capirci qualcosa, quindi magari lasciate pure un like alla pagina di Facebook, e vi abbraccio e ci vediamo alla prossima. Se ci sono poi delle novità per quanto riguarda questo casino, questo macello che sta succedendo, perché dobbiamo capire se Koulibaly effettivamente ha disdetto la casa, come dice Antonio Corpa, e se il fratello del farmacista di Luperto sa che Ancelotti già ha dato le dimissioni, vuol dire che noi non sappiamo tutto e che i tassisti volevano portare i giocatori a casa, perché sì, De Laurentiis paga i giocatori ma non paga i tassisti. Questo è tutto. Un bacio.